Amici di Televignole, siamo in collegamento telefonico con Roberto Bistecca Franceschini, perché è così che ti chiamava, no? E ti chiama ancora Roberto? E mi ha sempre chiamato così fin da piccolo perché non mangio la carne. Perché non ti mangi la carne? Ti sei sempre stato vegetariano? Praticamente sì, ecco, Oh, per quel che mi chiama sempre bistecca. Ho capito. Ma ascolta, ti torni a candidarti o ti inizi a candidare anche l'altra volta? No, l'ultima volta non avevo candidato, stavolta mi hanno domandato se ero disponibile, ho detto ma sì dai che vengo con voi un'altra volta per dare i miei contributi per fare qualcosa di buono per i Trentini. Ti sei stato consigliere provinciale in tempi in cui era dura fare opposizione, no? Eh sì, perché era il 1983 e l'ho fatto per 10 anni fino al 93, ero stato il primo consigliere regionale verde dei Verdi in Italia ed ero stato il più giovane, e tuttora penso di essere ancora il più giovane perché ero già a 29 anni. Ho capito, ho capito. E ascolta, cosa pensi di queste elezioni? Cioè, perché voi appoggerete le Rossi, no? Sì, noi appoggiamo il Rossi, che è stato eletto dalle primarie dell'area del centro-sinistra autonomista. Certo che è un bel casino rispetto ai mittenti che erano ancora i democristiani, socialisti, socialdemocratici, liberali, che era il PPDT e che era la DC che era padrona assoluta. Adesso veramente che è un po' di trambusto, ma spero che possa fare qualcosa come Verdi, come hanno fatto in tutti questi anni. Ma ti dici che non si sa dove che lei è il nemico, fra virgolette, insomma, stavolta. Sì, che è parecchio baltone, che poca coerenza negli intenti e se mi venisse rieletto cercheria di dare il mio contributo a Casaresso dopo quasi 60 anni. Certo, certo. Insomma, io mi ricordo le tue azioni clamorose in Consiglio provinciale, ma anche quando ti tolla mi ricordo il natante per nettare il canale della Rocca, o quando ti eri intervenuto sull'Arcoporto in Consiglio Comunale Arco, insomma, cioè, ti eri uno d'assalto, insomma, diciamo. Sì, le robe strambe ne avevo fatto parecchie, che dopo negli anni passati li ha copiati tanti altri politici. A me nei tempi mi diceva che ero matto, però era ancora un buon ricordo di quel che ho fatto. E anche adesso che sono un piccolo consigliere del comune di Bessan, visto che abito a Margon di Bessan, cerco di fare il modo nei limiti delle mie possibilità. Ho capito, ho capito. Ascolta, te sei anche un collega, nel senso che ti scrivi, come ti sei trovato a passare da quel che era l'oggetto dell'articolo a quel che lo fa l'articolo? Ma me sono iscritto all'ordine dei giornalisti da più di 10 anni, dirigo anche a un giornale online su internet e sono direttore responsabile di alcune riviste. Sicuramente quando scrivo qualcosa scrivo in maniera molto obiettiva al di sopra delle parti e non condizionando le mie idee politiche nell'articolo. Cerco di essere obiettivo al più che posso e visti i riscontri mi pare di essere riusciti. Ho capito, ho capito. Ascolta, e ti sei impegnato anche nel volontariato, no? Nel senso che... Sì, è più di 15 anni che sono presidente della Proloco del Margone, che è il piccolo paese della Val dei Laghi, che è la più piccola Proloco che è in Italia, anche in Europa, visto che in questo piccolo paese montagna c'è soltanto 50 abitanti. Stavo il presidente e organizzo tante manifestazioni in 30 paesi. Certo, certo. E ambulanze? No, quello non stavo più perché ormai sono in età 18, però lavoro ancora nell'ambito della sanità e dopo anche come giornalista. Certo, certo, certo. Ascolta, cosa credi che sia urgente fare in sto Trentino? Ma dare un tocco di onestà e di semplicità nelle robe e di buon senso, perché certe opere che vengono proposte all'opinione pubblica, le veramente opere che non ha ragione di essere, che crea fuori di testa, molto dispendiose, dove invece che se ne ha bisogno di robe più concrete e penso soprattutto alla necessità dei casi di riposo per gli anziani, per le persone che hanno problemi di disabilità, perché molte volte con quei soldi che si spende per fare un chilometro di strada si potrebbe costruire tante cose utili per la gente. Ma ascolta, della Loppio Busa che pensi te allora? Che cosa, scusami? Del collegamento Rivaro-Eredo, insomma, Loppio. Del collegamento, sicuramente bisogna fare qualcosa perché c'è un gran casino su quelle strade. Certo, bisogna sempre fare delle opere tenendo conto dell'impatto che può essere sull'ambiente, sugli animali, su quei che lavora su quei territori. Pur calcolando che l'attività ha anche la sua importanza per l'economia del luogo e di tutta la società. Certo, certo.
Ascolta Roberto, ti ringraziamo perché ti hanno rubato il tempo proprio sotto cena e a risentirne magari quando ti tornerai in Consiglio Provinciale a questo punto. Bardini, se davvero vuoi votarmi, se no faremo manco di lì. E saluti, una buonanotte. Grazie.